Siamo giunti alla sesta corsa, sotto clou dell'Arcoveggio, sono 8 al via, Van Helsing Font, Z-Way Fox, Zoe Griff Italia, Zalica, Zero Mania Rec, Zara del Sile, in seconda linea Oscar Benale, Venanzo Jet con l'8, partiti con Zoe Griff Italia che sfila in breve su Van Helsing Font, mentre in terza posizione sarà sotto Oscar Benal. È partito invece con cautela Z-Way Fox che rimane nelle retrovie per il momento e ora si muove all'esterno. Intanto 15 per i 200 con Zoe Griff che guida su Van Helsing e Oscar Benal. Completamento dei primi 400 metri di gara, cerca di avvicinarsi Z-Way Fox, intanto il quarto in 34 con Z-Way che si lascia graduare. Scusate, Zoe Griff che si lascia graduare, mentre Z-Way avanza all'esterno di Van Helsing Font dopo 500 metri di gara e segue Venanzo Jet. I 600 in 45,7 e al passaggio è in vantaggio Zoe Griff Italia nei confronti di Van Helsing Font. All'esterno è sempre Z-Way Fox con in terza posizione Oscar Bernard raggiunto da Venanzo Jet, gli altri condotti da Zalica, mentre in coda c'è Zara del Sile. Un minuto i primi 800. Si mantiene in vantaggio Zoe Griff Italia nei confronti di Van Helsing Font e Z-Way Fox che dopo un chilometro in 1:14,2 è sempre lì, non riesce però ad andare a contatto di Zoe Griff, mentre prova a serrare sotto anche Oscar Benal. Numero 400 alla 8 conclusione, lo Venanzo scatto di Jet Van Helsing Font squalificato. che va su Zoe Griff Italia che ha così i soliti problemi di tenuta o di carattere, che dir si voglia. E intanto Van Helsing ha preso la testa e entra in addirittura d'arrivo in vantaggio, è inseguito da Z-Way Fox, Van Helsing però in vantaggio, Z-Way si avvicina nel finale, ultime battute, Z-Way sul palo, passa e vince su Van Helsing. Al terzo un ottimo Oscar Benal, 1:13,3 il ragguaglio conclusivo, 29,2 a chiudere il successo per Z-Way Fox che va veramente fortissimo, si è fatto un percorso scoperto all'esterno ed è venuto a vincere praticamente correndo soltanto gli ultimi 300 metri. Van Helsing Font fa tutto bene, ma nel finale deve cedere il passo a Z-Way Fox che sul palo emerge di una incollatura. Andiamo a rivedere le battute conclusive. Una incollatura scarsa per l'allieva di Roberto Vecchione e Holger Ellert che raddoppiano così il successo ottenuto con Visco Jet in precedenza. Vittoria di misura questa volta, ma sicuramente molto molto gradita certamente dal training tedesco e dal driver napoletano che vince una corsa davvero molto dura da come si era messa, mentre al terzo posto finisce la sorpresa Oscar Benal.